Coldiretti Padova ha aperto questa seconda settimana d'Expo Veneto per la nostra regione. È stato un momento molto importante, un momento diciamo anche emozionante, perché sicuramente con Expo, dove sei su una vetrina sul mondo, è chiaro che c'è sempre un po' di tensione. La giornata è andata molto bene, che ha visto una grande partecipazione di pubblico. Noi abbiamo proposto come Padova, abbiamo portato tutte le nostre eccellenze con i nostri produttori, avevamo anche collaborazioni con cooperative del territorio, tipo la cooperativa Cofruca che ha portato la sua frutta e abbiamo offerto mele a tutti gli avventori dell'Expo, avevamo la cooperativa Ortoromi che con le loro centrifughe abbiamo preparato delle bevande per abbronzarsi a chilometri zero e soprattutto senza utilizzare dei prodotti chimici, e poi avevamo anche un gruppo degli intagliatori veneti che ha intrattenuto gli ospiti di Expo facendo veramente dei capolavori con frutta e quindi in modo particolare con dei meloni, con delle cocomere. Avevamo anche insieme il gruppo dei arti e mestieri di una volta, che è un gruppo qua padovano dove sostanzialmente hanno intrattenuto sempre anche loro il pubblico facendo delle bambole ancora con pezze, facendo far vedere come si fa le tagliatelle, quindi con mestieri che oramai stanno scomparendo, e soprattutto c'era presente anche la cooperativa Giotto, dove di fatto hanno fatto assaggiare i loro prodotti, che in modo particolare il panettone fatto, no, con un importante vino del nostro territorio, una DOCG, Fior d'Arancio. E questo ha suscitato un enorme successo, anche perché il panettone a Ferragosto è un prodotto un po' particolare e quindi non sapevamo, ecco, se potevi incontrare, invece è stato un successo enorme. Poi con i gelati, e chiaramente fatti sempre nella cooperativa con i detenuti, no, del carcere, e che anche questo è stato un momento emozionante nel presentare la cooperativa.